Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Nel processo sul sistema montante, il presidente del Tribunale di Caltanissetta ha comunicato che sono giunti i termini di prescrizione per 8 imputati, tra i quali il presidente della regione Schifani, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio. È stata accertata l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale per l'assunzione di 46 agenti forestali in Sicilia. L'annullamento degli atti è l'unica soluzione percorribile per ripristinare la legalità violata, dichiara Schifani. Scomparso un uomo in mare nello stretto di Messina, sono in corso le ricerche della Guardia Costiera intervenuta con motovedette e un elicottero. La speranza è che l'intervento al più presto porti buoni esiti. Assolti 2 imputati di molestia reciproca denna. I 2 erano coinvolti in pedinamenti, minacce, violenze fisiche e danneggiamenti. Il reato di stalking non può configurarsi quando entrambe le parti sono coinvolte nelle azioni persecutorie. In conclusione, il meteo: nella giornata di domani si attende buon tempo, ma le temperature sono in calo. La Protezione Civile siciliana non ha comunicato alcuno stato di allerta. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.